che in questi ultimi anni l'organizzazione dell'ERSU ha dato prova di puntualità ma anche di rigore legale. Noi abbiamo avuto un lungo periodo in cui i revisori dei conti non erano presenti nel consiglio di amministrazione perché i vecchi revisori dei conti sono andati in quiescenza e non sono stati rinnovati. Questo ha creato una serie di problemi sull'approvazione del bilancio. L'approvazione del bilancio che tra l'altro è stato ritardato oltre il 29 di luglio, in quanto la Regione non aveva potuto stanziare le somme da destinare agli ERSU anche per i vari interventi che voi tutti sapete che il commissario dello Stato aveva fatto.